È l'ennesimo incidente sul lavoro, cioè ho i brividi. Pensare che stavo organizzando una manifestazione per il giorno 11, che abbiamo 4 ore di sciopero sulla sicurezza, sembra una cosa che non finisce mai. Cioè, veramente sono senza parole. Segretario generale della UIL del Veneto, Roberto Toigo ha l'ufficio vicinissimo al Teatro Momo ed è stato tra i primi ad arrivare sul luogo in cui ha perso la vita Mattia Dittadi, precipitando durante un sopralluogo al tetto dell'edificio. Negli stessi istanti, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, impegnato in una conferenza a Palazzo Ducale, invitava ad un minuto di silenzio, esprimendo il più profondo cordoglio a nome di tutta la città. Il segretario generale della CGIL di Venezia, Daniele Giordano, invece è durissimo. Non servono i minuti di silenzio, non serve il cordoglio, servono azioni concrete. L'obiettivo deve essere infortuni zero e tutti dobbiamo chiedere di questo conto alle nostre istituzioni. Nel solo 2022, nella sola provincia di Venezia, quasi 1000 persone hanno riportato un danno permanente a causa di un infortunio sul lavoro e 24 sono morte. Giovedì 11 aprile, CGIL e UIL hanno dichiarato uno sciopero generale con un presidio alle 14:30 di fronte alla sede di Confindustria al Vega. Monica Sambo ha ricordato che una mozione per la richiesta di più risorse per la sicurezza sul lavoro era stata presentata diversi mesi fa in comune e non è ancora stata discussa. Servono ispettori negli SPISAL, servono maggiori controlli, serve una possibilità di fare prevenzione e formazione del personale perché tragedie di questo genere non si ripetano. Secondo i consiglieri regionali Daim, Zottis e Montanariello, fa riflettere che l'incidente si sia verificato in un luogo di proprietà del comune, dove misure e attenzioni per la sicurezza dovrebbero fare da modello per tutti. Un'osservazione analoga arriva anche dalla deputata Rachele Scarpa. Erika Baldin del Movimento 5 Stelle ricorda che lo scorso dicembre la maggioranza in regione ha bocciato una sua richiesta di rafforzamento dell'organico degli ispettori SPISAL.